Buongiorno e ben ritrovati mercoledì 23 agosto, la nostra prima edizione per dare uno sguardo attento a tutto ciò che accade nel nostro territorio. E allora staremo insieme come sempre fino alle 13:30, tanti temi a partire ovviamente dalla cronaca. La cronaca ci parla di un rogo che fa male a tanti veneti. È stato ridotto infatti in cenere dalle fiamme il drago Vaia, simbolo della rinascita dopo la tempesta che aveva spazzato via le foreste del Triveneto, di questa opera che era stata compiuta dall'artista di Asiago Marco Matalare. Si trovava a Lavarone in Trentino. Non è rimasto praticamente più nulla, è stato distrutto da un incendio scoppiato ieri sera intorno alle 21:45. Le fiamme molto alte hanno allertato moltissime persone, ma a nulla è valso il tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Non era rimasto, come vedete da questo video dalla pagina Facebook 6 di Lavarone, non è rimasto praticamente più nulla. Non si esclude su questo incendio l'ipotesi dolosa. Sul posto sono intervenuti, dicevamo, i vigili del fuoco volontari della zona. L'opera era già avvolta dalle fiamme, realizzata con gli scarti di legno degli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia nel 2018. L'opera di Matalare aveva richiesto mesi di lavoro, 3.000 viti e 2.000 scarti di arbusti. Il drago in legno più alto del mondo era alto 6 metri e lungo 7, realizzato appunto con un legno non trattato per poter svanire piano piano nel tempo e ritornare alla terra da dove era sorto. Questa è l'idea suggestiva, insomma, del drago Vaia, ma non c'è stato il tempo che questo avvenisse perché il fuoco lo ha divorato. Rammaricato il sindaco di Lavarone, Isacco Corradi, che dice: mi auguro davvero che non sia di origine dolosa. Fra poco sentiremo anche le parole dello scultore e dell'artista di Asiago che aveva realizzato proprio questa opera simbolica della rinascita dopo il disastro della tempesta Vaia. A proposito di incendi, nonostante siano passati 3 giorni, i vigili del fuoco di Padova sono ancora impegnati a spegnere gli ultimi focolai all'interno del deposito di Padova, utilizzato come magazzino da alcuni commercianti cinesi in zona industriale, che è andato a fuoco 2 notti fa. Sono ancora al lavoro i vigili del fuoco di Padova nel capannone di via Uruguay, in zona industriale, devastato da un rogo domenica scorsa. La struttura è a rischio crollo, quindi i pompieri non riescono ad entrarci per estinguere gli ultimi focolai rimasti. Gli operatori, infatti, dopo incendi di queste dimensioni, entrano nell'edificio e smassano il materiale bruciato, ovvero lo stendono per estinguere le braci che possono rimanere. In questo caso però non è possibile perché la struttura è gravemente danneggiata e potrebbe collassare. Per la sicurezza degli operatori, questi piccoli focolai vengono spenti dall'alto grazie all'autogru. Non potendo entrare dentro al capannone distrutto, non è ancora possibile stabilire le cause del rogo, tra cui, va detto, non si esclude il dolo. Bisognerà aspettare quindi che il tetto venga abbattuto per ispezionare l'interno. Dal fuoco al calore sono giornate difficili per la ondata di calore, heat storm, che ha colpito in questi giorni anche il Veneto. Da oggi, per esempio, Venezia è città da bollino rosso, lo era già Verona da 2 giorni, ma un po' tutto il Veneto sta soffrendo per questo. Andiamo a Padova. Sono le ore più calde dell'estate 2023. L'anticiclone subtropicale africano sta raggiungendo l'apice proprio in questi giorni anche sulla nostra provincia. Lo stato di allarme climatico per lo stato di disagio psicofisico è stato prolungato fino al 24 di agosto dal Dipartimento di Protezione Civile del Veneto. Fino a sabato insisterà l'anticiclone subtropicale africano, che è responsabile di questa fase particolarmente calda. In effetti le temperature sono molto sopra la media e continueranno ad esserlo appunto fino a sabato. Afa e temperature roventi dureranno fino a sabato, non ci sarà tregua nemmeno nelle ore notturne. Temperature attorno ai 36, 37, 38 gradi, anche 39 localmente per quanto riguarda i valori massimi. E il problema è che anche le temperature minime non saranno molto sopra la media, difficilmente scenderanno sotto i 20 gradi e nei prossimi giorni arriveranno a essere attorno anche ai 23-24 gradi, quindi sarà parecchio caldo rispetto alla norma anche durante le ore notturne. Per trovare un po' di refrigerio bisognerà attendere la domenica. Tra domenica e lunedì
l'anticiclone cederà anche sulla pianura e quindi si comincerà ad avvertire una diminuzione di questo caldo anomalo. Poi l'estate dovrebbe mantenere temperature nella media, ma questa ondata di calore per intensità batte quella che si era verificata nella seconda metà di luglio. Dal Padovano al Vicentino il tema resta sempre lo stesso, quello dell'emergenza caldo, temperatura sopra la media e le richieste di assistenza crescente in ospedale che si sommano anche ai malanni di stagione, quindi è un ospedale insomma sotto stress quello di Vicenza. Facciamo il punto con Luisa Bertini insieme al direttore sanitario dell'ULSS Otto Berica, la dottoressa Romina Cazzaro. A te Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia di Romina Cazzaro, direttore sanitario dell'ULSS 8, per parlare di caldo, un'emergenza che questi giorni attanaglia soprattutto le fasce deboli, quindi gli anziani e i bambini. Qual è la situazione, specie per gli accessi al pronto soccorso? Sì, la situazione è di un buon numero di accessi al pronto soccorso, siamo dai 180 ai 200 accessi in pronto soccorso generale qui al San Bortolo ed una tendenza un po' confermata in tutti i pronto soccorso dell'azienda. Patologie che per la maggior parte si attestano in uscita poi con codici bianchi e verdi per oltre il 75% dei casi, quindi non gravi cose, però insomma numeri importanti. Parliamo di colpi di calore? Sì, disidratazione, un po' un aggravarsi di situazioni già presenti fondamentalmente, quindi sintomatologie anche abbastanza sfumate e legate alla fragilità in sé, soprattutto delle persone anziane. Ecco, quali sono i consigli proprio rivolti agli anziani? I consigli sono un po' di buonsenso, cercare di rimandare le cose che non sono strettamente necessarie, come le uscite, come la spesa per quello che non serve, o alle ore più fresche, o addirittura a venerdì sabato che dicono che la temperatura cambia, bere in abbondanza, cercare di mangiare frutta e verdura ed evitare insomma quegli alimenti che sono un po' più impegnativi. Stare attenti alla conservazione dei cibi, che ovviamente con questi caldi merita particolare attenzione, perché basta molto poco perché un cibo diventi pericoloso di per sé. Diciamo che non c'è soltanto l'emergenza caldo, ma anche le varie gite che portano poi a eventuali traumi e ricoveri. Qual è la situazione? Sì, questo è un periodo di tanta piccola o medio-grande traumatologia, ma anche tanta piccola traumatologia legata a un incremento di attività sportive legate proprio alle vacanze, piuttosto che ai piccoli incidenti domestici che comunque poi richiedono l'accesso di cure in pronto soccorso. Ecco, qual è la situazione dei ricoveri in ospedale? L'ospedale non chiuso per ferie, direi molto gettonato, siamo oltre 900 ricoverati in tutta l'azienda, quindi un ospedale in piena attività. Ecco, io ringrazio la dottoressa Cazzaro e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie Luisa Bertini. Allora restiamo a Vicenza, vediamo come i vicentini cercano riparo dal caldo. Si sente. Il gran caldo si sente, specie in città dove l'ondata prevista non si arresta e sarà così fino a giovedì. Chi con il ventaglio, chi con l'ombrellino per ripararsi dal solleone, chi con un gelato e chi in bicicletta a caccia di venticello ristoratore. I vicentini fanno fronte come possono ad afa e calura. Sì, perché c'è l'arietta, piuttosto che andare a piedi con l'asfalto rovente, andando in bicicletta arriva un po' di venticello. Si sta a casa, e infatti vado a casa, col condizionatore acceso. Si cerca di stare all'ombra a casa e si fa la piazza, nient'altro. Io ho un giardino, quindi vivo benissimo nel mio giardino. Cercare di stare tranquilli, mangiare qualche cosa che ci faccia bene ma non che ci faccia venire ancora più calore e basta, così andiamo avanti. Si cambiano anche le abitudini, ad esempio il cane si porta fuori negli orari più freschi. Sì, è vero. Per evitarlo non so cosa si può fare. Bere tanta acqua, andare al fresco, a montagna. L'importante è non lavorare troppo. Siccome in agosto si lavora poco, si sopporta anche il caldo. E lo sa bene chi a Vicenza è venuto in vacanza. Turisti abbagliati, è il caso di dire, dalle bellezze palladiane che trovano così sollievo a mente e spirito. Grande caldo, gelato è bello. Si beve molto e si cerca di stare all'ombra e ogni tanto una pausa in qualche locale condizionato. Si sta bene. Io sono in visita, quindi non sono
veramente contento di visitare Vicenza. Si soffre il caldo? Assolutamente no. Da dove arriva lei? Da Francia. È più caldo là? Adesso sì, fa molto caldo in questo momento. 40 gradi, quindi qui va bene. Torneremo fra poco a parlare di caldo, adesso però torniamo a parlare della vicenda di Massimo Zen. Lo ricorderete, la guardia giurata reclusa nella casa circondariale di Verona dopo la condanna per aver sparato al bandito che aveva assaltato i bancomat nel Trevigiano. Ad andarlo a trovare in carcere è stato il sindaco del suo paese, Cittadella. In buone condizioni fisiche e psicologiche. Ha trovato così Massimo Zen, il sindaco di Cittadella Luca Pierobon, che ieri gli ha fatto visita con la compagna nel carcere di Verona, dove si trova dopo la condanna a 9 anni e 6 mesi per omicidio volontario per la morte di Manuel Maior, a cui aveva sparato mentre stava fuggendo con 2 complici dopo aver razziato alcuni bancomat a Barcon di Vedelago nel Trevigiano. Per Massimo Zen, ex guardia giurata residente a Cittadella, le porte del carcere si sono aperte il 17 giugno, prima a Padova, poi a Verona, dove è stato trasferito una settimana dopo per alcune minacce. Al sindaco Pierobon e la compagna ha raccontato che sta aspettando di potersi rendere utile con qualche lavoro anche in carcere. La sua preoccupazione è tutta per la famiglia e la gestione degli anziani genitori. Nel frattempo continua la mobilitazione. Si attendono infatti le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione, che dovrebbero arrivare il 1° settembre per decidere quali azioni intraprendere. Adesso apriamo la pagina riguardante i migranti e ripartiamo allora da Padova. Iniziato questa mattina lo screening sanitario sui profughi arrivati nel Padovano nei giorni scorsi. Ci aggiorna Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Buongiorno da Selvazzano, nella frazione di Feriola. Alle mie spalle vedete i camion e i mezzi della Croce Rossa Padovana, perché è iniziata questa mattina lo screening medico su tutti i 34 profughi che sono ospitati e accolti qui nella palestra comunale di Feriole, e così come verrà fatto lo screening medico anche sui profughi invece che sono ospitati nella scuola Falconetto nel quartiere Forcellini di Padova. Operazioni necessarie per curare questi ragazzi. 2 infatti sono ricoverati in ospedale per capire quali sono le loro necessità. Abbiamo fatto il punto della situazione con la dottoressa Maria Laura Chiozza, responsabile sanitario della Croce Rossa Padovana. Sentite cosa ci ha raccontato e quali sono le condizioni di salute di questi migranti. È in corso lo screening dei migranti qui a Feriole, ma poi anche alla Falconetto. Come sta andando? Ma direi molto bene. Sin dall'arrivo di questi 2 gruppi di migranti, la Croce Rossa si è presa l'incarico di monitorare l'aspetto sanitario. Noi abbiamo già visitato alcuni di questi ospiti e abbiamo indirizzato, laddove abbiamo trovato in patologie importanti, sia all'ospedale di Abano che all'ospedale di Sant'Antonio, 3 di questi migranti, mentre stiamo facendo uno screening anche sulle persone ospiti che non hanno patologie. Finora i ragazzi stanno bene, non hanno nessun tipo di patologie infettive e abbiamo trovato problemi riguardanti ferite, ulcere, percosse ed ustioni. Noi abbiamo già schedulato una serie di incontri con queste 2 realtà il prossimo venerdì, lunedì della settimana prossima, mercoledì e venerdì, quindi ogni giorno alternati ci presentiamo in queste strutture per dare risposta. Inoltre aperto il nostro poliambulatorio durante tutto il giorno per eventuali episodi acuti. Ecco, parlava di ferite, percosse, segno che insomma sono provati anche a livello psicologico. Ci sarà per loro anche un sostegno di questo tipo? Sì, sicuramente escono da esperienze traumatizzanti e da percorsi molto faticosi. Abbiamo deciso questo screening proprio per
focalizzare la nostra attenzione sugli aspetti fisici, ma anche sulle ripercussioni psicologiche di questa esperienza. Quindi noi abbiamo anche un gruppo di psicologi che sono coinvolti proprio negli eventi relativi alle grandi emergenze, che attiveremo nel caso trovassimo la necessità di appoggiare questi ragazzi. Lo avete sentito, condizioni psicologiche molto difficili, ferite da percosse, insomma questi profughi che arrivano dalla Libia, dal Marocco e dalla Tunisia hanno anche delle forti ripercussioni psicologiche dopo questo loro lungo viaggio. Intanto in città dovrebbero arrivare altri 19 migranti che potrebbero essere ospitati o qui a Feriole oppure nella scuola Falconetto. Si tratta ovviamente di sistemazioni temporanee perché come ben sapete a settembre ricominciano le scuole, quindi c'è la necessità di trovare un'ulteriore collocazione di questi nuovi 19 arrivi. Alcuni potrebbero essere assorbiti dai CAS, altri potrebbero essere appunto dirottati alla scuola Falconetto e poi si sta preparando anche la palestra dell'Istituto Superiore Duca degli Abruzzi San Benedetto da Norcia, ma sono soluzioni che poi verranno definite in itinere dalla prefettura. E intanto appunto lo vedete alle mie spalle, la vita va avanti qui a Feriole, panni stesi, partite di calcio, i ragazzi devono anche ingannare il tempo perché si trovano qui all'interno ormai da 2 giorni e quindi ci sono le alte temperature, infatti sono stati posizionati anche 2 ventilatori proprio per far fronte e si teme che, come è accaduto per la Falconetto, anche da qui alcuni profughi, quelli che stanno meglio, comincino ad allontanarsi appena vengono persi di vista, e quindi insomma si sta cercando anche di mettere a punto una sorta di attività coordinate dalla cooperativa che si occupa di loro per affrontare queste giornate in attesa della sistemazione definitiva di questi migranti. Da Feriole è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentini. Intanto di migranti ha parlato ieri il governatore Zaia, parlando di una situazione inquietante e attaccando l'Europa. Siamo quasi a 9.000 unità ospitate rispetto a questo ultimo flusso migratorio, che si aggiunge ai 15.000 ucraini ospitati in Veneto, che si aggiunge alla rotta balcanica via terra che non riusciamo a quantificare, e lo dice una regione che sa che cos'è l'ospitalità. Noi stiamo ospitando, abbiamo garantito un progetto di vita di ospitalità a 550.000 migranti che ormai hanno scelto il Veneto come loro nuova casa, appunto. Il governatore Zaia esprime preoccupazione perché non ci sono più spazi per ospitare nuovi arrivi di migranti in Veneto e la situazione evidenzia rischia di diventare inquietante. Per Zaia la solidarietà va erogata in maniera seria, ma poi c'è il tema della sostenibilità che va affrontato. Siamo preoccupati perché oggi i dati sono dati di sostenibilità. Ne stiamo ospitando circa 9.000 in questo momento. E siamo davanti a una situazione che rischia di diventare inquietante, visto e considerato che non ci sono più spazi. Dobbiamo assolutamente scongiurare tendopoli per un fatto di dignità e di insostenibilità da parte nostra, o mega assembramenti tipo Cona. Noi dobbiamo fornire in via teorica servizi al rifugiato, a colui che scappa dalla morte e dalla fame e dalle persecuzioni. Ma se questi rappresentano solo l'11% di quelli che sbarcano a Lampedusa, vuol dire che quest'anno chiuderemo un bilancio con almeno 170-180 mila persone che non sono rifugiati. Il Presidente è tornato ancora a puntare il dito contro l'Europa. Dobbiamo preventivare e programmare che questo cambio di fisionomia ci costringe inevitabilmente a riprogrammare che so, la sanità, piuttosto che i servizi educativi, i servizi sociali e molto altro ancora. C'è un comitato di pietra che è l'Europa, ve lo dice un europeista convinto, ma è innegabile che oggi l'Europa sia totalmente assente. Io penso che l'Europa fa l'Europa, ormai è un'Europa stagionale, no? Come gli stagionali, cioè è lì che aspetta che finisca l'estate, così il problema poi lo riaffrontiamo il prossimo anno, tanto gli italiani qualcosa faranno, ma noi non possiamo diventare il ventre molle dell'Europa, e questi migranti quando arrivano a Lampedusa hanno coscienza di essere arrivati in Europa, non in Italia, in Europa.
Poche ore dopo la nota polemica che rappresenta un vero e proprio attacco frontale, mai così diretto in questi tempi, dal deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Flavio Tosi. Zaia parla sempre più spesso di flussi migratori, tema sul quale le regioni non hanno competenze dirette né tantomeno strutture per l'accoglienza, mentre non affronta mai il grande tema della sanità e del sociale che dipende proprio da lui. Quando tutto andava bene era merito della regione, ora che ci sono evidenti criticità sarebbe colpa dello Stato. Dice Tosi in questa nota, è la regione che deve aiutare RSA e IPAB a calmierare i costi delle rette che sono sempre più alte e ricadono su anziani e famiglie. È la regione, conclude, che deve risolvere il problema delle liste d'attesa. Dunque parole forti del coordinatore regionale di Forza Italia Flavio Tosi. Intanto il tema dell'immigrazione che è risuonato anche alla celebrazione per San Pio X, Ariese Pio X, c'era il vescovo di Vicenza che ha detto questo sull'immigrazione. Sentite. A partire dalla lettura del Vangelo, uno sguardo sul mondo che è capace di accogliere tutti, di fare spazio a tutti, con uno sguardo privilegiato ai deboli, ai poveri. Anche a Riese, nella serata dedicata a San Pio X, è risuonato forte il richiamo della Chiesa a tutti i cattolici affinché si adoperino verso l'accoglienza dei migranti. Un tema che continua ad essere divisivo nelle comunità rappresentate dai sindaci, chiamati a dare risposte alle prefetture. A loro Monsignor Brugnotto ha rivolto un appello chiaro sul servizio alle comunità alla luce del Vangelo. Non ritirarsi rispetto alle vicende del mondo, ma ad affrontare anche questa alta forma di carità che è la politica, dedicandosi al bene comune, all'attenzione all'intero popolo e oggi dobbiamo dire anche con uno sguardo sul mondo intero, perché non è pensabile che ciascuno guardi semplicemente al suo piccolo territorio, ma abbia una attenzione e una lettura molto puntuale sui fenomeni del mondo che riguardano anche noi. Un tema che ha dato forza a chi, come il sindaco di Riese, crede più in un'accoglienza diffusa guidata all'inserimento nelle nostre comunità che alla creazione di grandi contenitori per immigrati che rischiano di trasformarsi in nuovi ghetti. Bisogna ognuno fare la propria parte, io credo, e anche noi come sindaci dobbiamo farci portatori di buoni valori e non di chiusura né mentale né tantomeno fisica. C'è invece chi, e siamo in Friuli Venezia Giulia, chiede l'esercito ai confini per bloccare gli arrivi. È il senatore Marco Dreosto della Lega. Per quanto riguarda la rotta balcanica, contemporaneamente ad un serrato dialogo con i sindaci e con il territorio per trovare poi una soluzione ai migranti irregolari che sono già presenti nel nostro paese, è necessario assolutamente schierare l'esercito che con pattugliamenti congiunti con le altre forze armate possa respingere i migranti fuori dal confine nazionale. Questo è l'appello del senatore e coordinatore regionale della Lega Marco Dreosto, segretario dell'ufficio di presidenza della Commissione Esteri e Difesa di Palazzo Madama. Secondo Dreosto è necessario anche usare tutte le nuove tecnologie per monitorare i confini come droni e fotocellule. La politica migratoria, aggiunge il leghista, deve essere determinata dal governo e non da sentenze o peggio da attori esterni che hanno come obiettivo l'indebolimento del nostro paese. Voglio ricordare che in questo caso l'Italia non è il paese di primo ingresso in Europa e quindi i respingimenti già messi ad esempio in campo dalla Francia a Ventimiglia possono essere un primo deterrente in attesa che finalmente l'Europa batta un colpo e strutturi una risposta urgente per il controllo dei flussi e dei migranti ai confini del continente. Sul fronte opposto è la deputata Deborah Serracchiani del PD, già presidente della regione, ad intervenire sul tema. La spaccatura tra Viminale e amministrazioni locali è pericolosa. Il governo aiuti i comuni in affanno nella gestione dei migranti. La destra, ha aggiunto la deputata Dem, ha lasciato incancrenire per mesi la situazione e questo è il risultato. Sono stati a guardare l'annunciato aumento dei flussi. Ora l'ondata arriva e siamo nudi. Tra Lampedusa che esplode, la rotta balcanica in piena attività, conclude la Serracchiani, bisogna subito prepararsi a situazioni di emergenza. Per le tendopoli è solo questione di tempo. La cronaca con l'arresto di Matteo Politi, il 43enne mestrino che si fingeva chirurgo plastico, era ricercato in tutto il mondo, era ricercato soprattutto a Hong Kong, ma era a Marghera.
Si spacciava da 15 anni per chirurgo estetico, riuscendo a ingannare centinaia di persone, tra medici e pazienti, sulla sua professionalità, quando invece possedeva solo la terza media come titolo di studio. Oggi Matteo Politi, di 43 anni, è stato arrestato dai carabinieri a Marghera e dovrà scontare 3 anni e 4 mesi di reclusione per truffa e falsificazione di documenti in relazione all'esercizio abusivo della professione medica in quel paese. Nei giorni scorsi aveva fatto credere di essere a Hong Kong, una delle città in cui esercitava, quando invece lavorava tranquillamente in una struttura alberghiera di Mestre. Il mandato di arresto europeo eseguito oggi è stato emesso in Romania, dove, secondo la magistratura, tra marzo e dicembre 2018 Politi si sarebbe finto medico, inducendo in errore 9 vittime riguardo alla sua qualità di specialista in chirurgia plastica estetica, usando un nome contraffatto ed eseguendo interventi in ben 5 strutture sanitarie a Bucarest, ottenendo profitti per decine di migliaia di euro. Era anche già stato denunciato per esercizio abusivo della professione, ma questo non l'ha fermato, mettendo in difficoltà anche un omonimo vero medico, ma estraneo alla vicenda. Politi è riuscito a farsi un nome di prestigio nel campo, in cliniche di molti paesi, vista la sua fama avvalorata anche da falsi attestati. Ma qualcosa non quadrava ai colleghi rumeni, che hanno portato alla luce la sua truffa fino all'arresto di oggi. Torniamo a parlare del caldo, lo dicevamo prima, per anche capire chi lavora, soprattutto chi lavora in fabbrica, come può gestire questo problema. A Susegana hanno cercato di trovare una soluzione, i vertici dell'Electrolux, ma è una soluzione che non risolve il problema secondo la RSU. Cristian Arboit in diretta per noi davanti ai cancelli dell'Electrolux. Buongiorno. Sì Nicola, buongiorno anche da parte di Simone Merlo per la parte tecnica. Questa è la soluzione, la possiamo vedere subito, una delle soluzioni, la soluzione principale che è stata adottata dall'Electrolux in queste ore di calura, di caldo intensissimo, e lo è ovviamente, dicevi bene tu Nicola, per chi lavora nelle fabbriche, nel manifatturiero, nelle catene di montaggio. Da oggi Electrolux ha messo a disposizione, sta distribuendo nelle mense queste fette di anguria, ma anche degli integratori di sali minerali. Qui con me, lo riconoscete tutti, c'è Augustin Breda, che è rappresentante storico dell'RSU di fabbrica. Basta Breda questa fetta di anguria? Beh, la fetta d'anguria è gradita perché è buona in questo caso, chiaramente non basta, non è ciò che serve di fronte a queste calure estreme che stanno colpendo in periodo tra l'altro anche non in genere dove si è già con delle maggiori frescure. Dentro nella fabbrica, nelle linee di montaggio, nei reparti, soprattutto la parte vecchia della fabbrica, le temperature sono davvero elevate, 33-34 gradi, qualche posto anche di più, e con un'umidità che aumenta ulteriormente la fatica e la temperatura percepita. Di fronte a questa situazione noi avevamo chiesto e abbiamo insistito con l'azienda perché sospendesse l'attività lavorativa nelle ore più calde. L'azienda questo non ha accolto a questa scelta, questa nostra decisione e questa nostra richiesta, e ha risposto di no, garantendo i sali come è stato detto. Hanno proposto l'anguria in aggiunta, ci sono dei rinfrescatori ma che con le alte temperature e l'alta umidità non funzionano, la fabbrica non è climatizzata. Ecco, e questo è il punto. Simone, Augustin, mi potete un attimo seguire perché vi vorrei mostrare questo cartello, questo cartellone elettronico che si aggiorna praticamente in tempo reale, giorni senza infortuni 001. Significa che insomma c'è stato un fatto recente. Sì, purtroppo ieri un'operaia si è fratturata un piede durante la movimentazione di materiali, e questo fa sì che l'azienda ha azzerato questo contatore che permette di sapere come siamo messi con gli infortuni dentro il luogo di lavoro. Perché il tema è che il caldo ovviamente può essere uno dei fattori di stress, fattori di infortunio. Chiaro, lo stress termico è proprio questo, stressa le persone e
può produrre della fatica maggiore anche di attenzione. Ovviamente non sappiamo se sia questo o no il caso, ma di certo non aiuta nella concentrazione, non aiuta nella sicurezza e nella salute dei singoli operai che sono quelli colpiti. Ovviamente ci sono altri lavoratori che sono in condizioni diverse, se facciamo l'esempio dei impiegati, loro lavorano con l'aria condizionata e quindi è chiaro che in quel tipo di lavoro il problema non si pone. Quindi il caldo non è democratico, non è uguale per tutti. Ultimissima battuta, 10 secondi. È chiaro che con questi cambiamenti climatici in corso, con queste estati sempre più torride, bisognerà prendere una misura strutturale per affrontare la tematica. Ma è evidente che il lungo periodo così di caldo già da giugno, poi luglio e adesso di nuovo ad agosto pone un problema più generale di come gestire i cambiamenti che ci sono, se si ripeteranno. Non può essere una soluzione estemporanea lasciata all'impresa, lasciata alla reazione dei singoli sindacati, ma ci deve essere una normativa più chiara e soprattutto va tutelate le persone quando le temperature sono alte. Vanno tutelate anche con l'utilizzo eventuale della cassa integrazione che in questa circostanza l'azienda non intende adottare. Breda, la lascio la sua fetta d'anguria a questo punto. Evviva! Insomma, grazie mille e buon lavoro. Grazie Augustin Breda, RSU di Electrolux. Nicola, da Susegana è davvero tutto per il momento. Ti restituisco la linea con Simone Merlo. Grazie a Cristian Boy, grazie a Simone Merlo e grazie a Augustin Breda. Restiamo nella Marca, non c'è solo il caldo ad attanagliare i trevigiani, c'è anche la piaga senza sosta dei furti. L'ultimo episodio a San Cipriano di Roncade. Stare attenti con chi si parla e stare molto attenti, non fidarsi delle persone e pubblicare magari meno cose sui social, per esempio su dove si è o cose di questo tipo. Questi i consigli antifurto da chi ha subito, non più tardi della serata di ieri, questa infelice esperienza. I soliti ignoti, approfittando delle prime ombre della sera, hanno preso di mira questa casa di via Marconi a San Cipriano, approfittando dell'assenza dei proprietari, una famiglia rumena da 20 anni residente a Roncade, che in questa settimana è tornata in patria per le vacanze. Tutti, a parte il giovane Raul, tornato in anticipo per impegni lavorativi. Ieri sono andato a lavoro e tornando da lavoro appunto sono tornato a casa e ho visto la casa completamente aperta, insomma, e ho visto che tutto era per aria e insomma sono passati i ladri a casa. Ecco, ma hanno forzato qualcosa? Cosa è successo? Hanno forzato la porta principale, quella d'ingresso e dopodiché anche dentro casa hanno forzato tutto il resto che era chiuso e hanno rabaltato completamente tutto ciò che era dentro gli armadi, hanno lasciato solamente casino, anche perché a livello di cose che effettivamente ci hanno rubato, non ci hanno rubato molto, quasi nulla, anche perché non avevamo nulla noi, quindi insomma questa è la cosa che un po' hanno solamente fatto danno. Rabbia mista alla rassegnazione per una zona assegnata dai ladri. Si sapeva già che comunque queste zone qua sono abbastanza, trafficate, soprattutto quando le persone vanno in ferie come in questo periodo e sì. Soprattutto queste zone qua che comunque non sei né in città ma non sei neanche proprio in mezzo ai campi, quindi è un po' la giusta via di mezzo magari per poter fare tutte le cose di fretta e scappare. Questo nonostante il portoncino blindato cambiato da poco con la ristrutturazione dell'esterno dell'abitazione e con l'allarme in attesa di installazione. Per il giovane Raul tutto poco efficace se i ladri possono agire indisturbati perché i proprietari hanno fatto sapere che sono in vacanza. Consiglio comunque di essere un po' più riservati, anche perché al giorno d'oggi è molto facile accedere alle informazioni. Insomma, è uno dei punti, del decalogo antifurti ormai da tempo, quello di evitare proprio di scrivere sui social che si va in vacanza, che non si è in casa, proprio per evitare questa situazione, perché anche i profili social, soprattutto in questi ultimi anni, vengono monitorati anche dai malintenzionati, quindi l'appello resta evidente per tutti. Per fortuna non ci sono soltanto i ladri, professionisti, ma anche qualche ladro maldestro, come quello che ha perso il suo portafoglio durante la fuga, un tentato furto, e quindi è stato poi rintracciato.
Stavano per mettere a segno un colpo in una casera di Col San Martino, ma nella fuga a uno dei due ladri è caduto il portafoglio. È quanto avvenuto la sera di Ferragosto nella frazione di Farra di Soligo. I due malviventi erano riusciti a forzare la serratura della porta d'ingresso del casolare e arrivare all'interno dell'abitazione, ma sorpresi dal rientro inaspettato del proprietario, si sono dati alla fuga a mani vuote e a gran velocità. Allertati i carabinieri, durante il sopralluogo nella casera è stato trovato un portafoglio contenente i documenti di uno dei due ladri, molto probabilmente perso durante la fuga. Si tratta di un 20enne padovano che è stato prontamente denunciato per tentato furto in abitazione. Restiamo nella Marca, è stato per qualche giorno un giallo la causa della morte di Maurizio Bassetto, il ristoratore di Cima d'Olmo, che era stato trovato nella vasca della Concimaia vicino al suo noto ristorante di Cima d'Olmo da Maurizio. Poi come sappiamo l'autopsia ha confermato la prima ipotesi, quella del suicidio, per quanto truculento. Ieri c'è stato l'ultimo addio. Dio Padre, ti affidiamo il nostro fratello Maurizio, ti chiediamo di abbracciarlo e di portarlo al sicuro. Siamo certi che presso di te non ci saranno più lacrime e nessuno sarà povero e abbandonato. Il parroco Don Abramo Pietro Bon prega insieme a parenti e amici di Maurizio Bassetto nel cimitero di Cima d'Olmo un ultimo intimo saluto al ristoratore ottantenne che si è tolto la vita il 12 agosto nella proprietà del suo ristorante sulle Grave del Piave. Il Padre Nostro, l'eterno riposo, poi la benedizione della bara di legno chiaro sormontata da fiori bianchi e rossi. Intorno i volti commossi di chi ha incrociato Bassetto sulla propria strada come amico, come ristoratore, come militante della Life, come testimoniano le bandiere portate alla breve cerimonia. Maurizio è sempre stato un bravo signore, di quel che abbiamo potuto conoscerlo noi altri, abbiamo sempre trattato da signori. Un po' strana sta morte. Maurizio me lo ricordo di una umiltà e di una, come dire, quando uno si vergogna di stare in pubblico, timidezza, perché a ogni fine cena, quando organizzavamo le nostre grandi cene, non voleva mai venire a raccogliere quel bel plauso che si fa sempre al cuoco, si tirava indietro, era sempre ritroso. Però sempre disponibile. Noi facevamo la cena di Caude anno, ormai il prossimo anno sarebbe stata la 10ª. Per noi ormai era diventato un appuntamento fisso, era per noi veramente un punto di riferimento. Ora ci sentiamo più poveri, confusi. Il nostro anfitrione è uscito di scena, lasciandoci però un'eredità di ricordi altissimi, invidiabili. Ad Maiora, Maurizio. Da un giallo, da una vicenda che si è chiusa con l'addio, a un tema che resta sempre aperto in tutto il Veneto, in tutta Italia, quello delle tensioni all'interno delle carceri. Un altro episodio grave a Treviso. Il detenuto adesso comunque non è stato trasferito in un'altra sede, per cui abbiamo resettato questa problematica a Treviso e inizierà dove è stato trasferito. Un soggetto noto, recidivo, il 30enne di origine nordafricana che sabato sera ha dato fuoco alla sua cella. Sono bastati pochissimi minuti perché il rogo divampasse per l'intero abitacolo. Lenzuola, materassi e oggetti presenti sono bastati per far propagare l'incendio che ha sviluppato del fumo denso che ha invaso anche parte del corridoio. Tempestivo l'intervento della polizia penitenziaria. Dei 7 agenti intervenuti, 5 sono finiti in ospedale per il fumo inalato e le ferite riportate a seguito dell'aggressione del 30enne. Per ognuno alcuni giorni di prognosi. È una situazione ormai insostenibile, non superato ogni livello di tolleranza. È un soggetto, fra l'altro, dove la sanità credo che non riesca a dichiararlo psichiatrico. Situazione che il segretario triveneto del sindacato di polizia penitenziaria Giovanni Ivona denuncia anche a seguito delle tensioni sempre più frequenti all'interno del carcere di Santabona. Il detenuto che ha scatenato l'incendio è stato trasferito a Padova, ma secondo il segretario non è questa la soluzione. Creare dei circuiti
possiamo dire specializzati, dei circuiti dove magari abbassare quello che può essere il livello custodiale, prettamente custodiale, e affiancare davanti a questi soggetti molto probabilmente personale sanitario. Adesso torniamo a Padova, torniamo a Cadoneghe, il caso dell'autovelox e delle multe. C'è stato l'incontro in comune tra il primo cittadino e una delegazione dei tantissimi multati dal velox dell'ex statale del Santo. Vediamo com'è andata. C'è totale disponibilità da parte mia innanzitutto ad ascoltarli e a capire anche quali sono le loro problematiche. Li ho informati che ho avviato una verifica interna per capire da quando è stato installato il dispositivo a oggi. Voglio sapere tutti i passaggi che sono stati profusi dai tecnici in ogni particolare. Non una fumata bianca, ma nemmeno una fumata nera. Un incontro positivo in comune a Cadoneghe, quello tra il sindaco Marco Schiesaro e una rappresentanza di cittadini multati dall'autovelox installato lungo la ex statale del Santo. È stato un incontro molto costruttivo, un incontro che ha aperto delle possibilità di risoluzione di questo problema, che ormai sta diventando un problema colossale, visto il numero di notifiche e di sanzioni che stanno arrivando nelle case dei padovani, ma non solo dei padovani, anche di persone che vengono da tutta la parte del Veneto. Il primo cittadino di Cadoneghe ha espresso la volontà di avviare una verifica interna per capire l'iter per raggiungere una soluzione al problema. Il sindaco è un organo di controllo e di garanzia nei confronti di tutti i cittadini, in questo caso anche quelli che non sono del mio comune. Quindi io mi pongo in una condizione di verificare il lavoro che è stato svolto dai miei tecnici e dopodiché io dirò, in base alle risultanze, quello che riterrò più opportuno. L'unica soluzione per il comitato spontaneo dei multati dal velox di Cadoneghe è che le multe vengano cancellate. Questa è una delle ipotesi che il Comune potrebbe anche percorrere. È chiaro che la conclusione dell'iter non può che essere, per quanto ci riguarda, l'annullamento di tutte le sanzioni e di tutte le notifiche che ancora giacciono negli uffici postali di mezzo Veneto. Ancora Francesco Latai, ancora dal Padovano, ma questa volta in collegamento per parlare delle previsioni della vendemmia. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno da Padova, anzi nello specifico da Polverara. Lo vedete, siamo in una vigna, con me c'è Luca Trivellato che della CIA, l'associazione di categoria degli agricoltori, è presidente e è nella doppia veste perché questa è la sua vigna. Siamo venuti a chiedere proprio a chi produce il vino quali sono le prospettive per la vendemmia 2023. Manca pochissimo all'inizio, è stimata per lunedì prossimo l'avvio della raccolta delle uve più precoci, lo Chardonnay, il Pinot Bianco. Chiediamo al presidente della CIA se hanno dei dati e come sarà questa vendemmia 2023. Sì, un buongiorno a tutti. Innanzitutto è una vendemmia che si prospetta positiva rispetto anche all'anno scorso. Le piogge primaverili hanno sicuramente aiutato, la mancanza della siccità rispetto al 2022 ha permesso una maggior vegetazione da parte delle vigne e è chiaro che questo però ha anche comportato maggiori difficoltà nel controllo delle malattie funghigne, soprattutto per quanto riguarda le vigne, per cui oidio e peronospora in primis. Qual è il calendario della vendemmia, se riusciamo a dirlo molto brevemente? Ecco. Beh, si inizia con le uve con la buccia più sottile, per cui i bianchi, e si finisce con i rossi, per cui appunto settimana prossima si inizierà con i primi bianchi e poi piano piano si arriverà ai rossi per poi concludere per ultimo con il Friularo, che ha un suo modello di raccolta e di produzione. Il Friularo è il vino appunto che viene dal freddo, anche il suo nome. Sui nostri territori qua in provincia di Padova cosa stimate
stimate per questo 2023? Ma si stima una raccolta superiore del 10-15% rispetto alle quantità. Ci aspettiamo una qualità sicuramente maggiore rispetto al 2022, appunto per le condizioni climatiche che si sono dati quest'anno e l'assenza soprattutto di siccità, come dicevo prima. Per cui un'annata sicuramente positiva, ecco, per i nostri viticoltori. Ecco, una domanda che probabilmente molti si fanno è: ma le tempeste, la grandine che ha flagellato il nostro territorio in questi mesi ha inciso sulla produzione del vino, dell'uva in quest'anno? Beh, allora, per quanto riguarda la grandine, tutti i fenomeni che noi abbiamo avuto in quest'estate, primavera e estate, sono fenomeni molto forti, ce ne siamo accorti tutti, ma anche molto localizzati. Per cui le fasce colpite, il passaggio della tempestata, della grandine, è limitato nello spazio. Per cui ovviamente ci sono stati viticoltori che hanno subito dei danni, ma a pochi chilometri di distanza può anche non essere successo niente, solo aver ricevuto la pioggia, che invece è di giovamento ovviamente per le nostre produzioni. Ecco, quindi anche con delle notizie tutto sommato positive per un prodotto che rappresenta anche il nostro territorio, rappresenta il Veneto in Italia e nel mondo. Io restituisco la linea allo studio. Grazie a Francesco Ratai, grazie al tuo ospite. Pochissimi istanti di pubblicità, poi i nostri ospiti, la parte politica. Si invita la gentile clientela a non chiederci il libro di Vannacci. È diventato virale il cartello esposto nella vetrina di una libreria di Castelfranco Veneto in risposta allo scritto autopubblicato dell'ex capo della Folgore Roberto Vannacci, i cui contenuti, da alcuni definiti discriminatori, sessisti, omofobi, stanno facendo discutere l'Italia intera. Viviamo in un paese in cui, grazie a Dio, ci sono le biblioteche, quindi il diritto alla lettura, alla diffusione delle idee è sempre garantito, che però non c'entra col mio diritto di vendere quello che voglio. Qua non stiamo più parlando di libertà di opinione, ma di omofobia, misoginia, razzismo. In queste ore è stata aperta un'inchiesta per verificare se le parole del generale, ora comandante dell'Istituto Geografico Militare di Firenze, abbiano violato il testo unico dell'ordinamento militare. Un'inchiesta che sta creando divisioni anche all'interno del governo Meloni. Da una parte il dito puntato del ministro Crosetto, dall'altra la difesa del vicepresidente Matteo Salvini. Ma non solo una spaccatura politica, ad essere divisa anche l'opinione pubblica. State ricevendo chiamate in continuazione? In continuazione, per lo più di gente che ci chiede il libro, ci chiede perché non lo ordiniamo, a volte ci dà degli antidemocratici e noi finché ci ascoltano proviamo a spiegare quali sono le nostre ragioni. E se la libreria di Castelfranco non sarà per scelta la casa del libro del generale Vannacci, si mette invece a disposizione per essere terra di libero confronto. Generale, venga a dirci cosa pensa, perché magari è stato travisato, però magari no, ecco. Ripartiamo da qui, rieccoci in diretta. Saluto e ringrazio Stefano Pelloni, Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti voi. Capogruppo del PD da Treviso, e al suo fianco lo vedete l'assessore al bilancio Riccardo Barbisan, Lega, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Allora, ripartiamo da qui e poi andiamo con gli altri temi, se ne parla insomma da un paio di giorni. Barbisan, Vannacci viene corteggiato dalla Lega come candidato per le europee? Adesso queste sono cose che leggo anch'io sui giornali, sinceramente non lo so, ritengo che sia una... sì, diciamo il momento estivo anche favorisce discussioni di questo genere, nel senso che mi sembra che si sia creato un polverone intorno a un caso che, se non veniva sollevato, forse questo libro avrebbe venduto un po' di copie, insomma, per gli amici, come di solito si fa nel caso dei libri autoprodotti come in questo caso. Poi sul tema delle europee non mi compete, ma
ad ora e ad oggi non ho notizie a riguardo che il generale possa essere nelle nostre liste. Ma Salvini però lo difende, allora, cosa pensa del fatto in se stesso, al di là della polemica insomma, che è estiva? Io guardi, credo censura o libertà di scelta, questo è il nostro titolo insomma. Credo che in tutte le librerie d'Italia se si entra e si chiede di avere copia del Mein Kampf di Adolf Hitler si trova, no? E quindi non capisco perché il libro di Vannacci non debba essere venduto, posto che le librerie siano il luogo dove questo libro debba essere venduto e non ordinato tramite Amazon, appunto perché è un'autoproduzione. Quindi mi stupisce ovviamente quando un libro viene censurato, viene nascosto. C'è sempre qualcosa che non mi piace, mi fa ricordare vecchi tempi bui passati nei quali i libri venivano bruciati, venivano messi all'indice o ne veniva vietata la lettura. Credo appunto, ripeto, che se entriamo in una libreria e troviamo i libri scritti perfino da Adolf Hitler, non capisco perché non possiamo trovare il libro di Vannacci, che contiene tante sue idee che possono essere condivise o possono non essere condivise, però insomma credo che tutti possano dover accedere a questo contenuto se lo vogliono. La polemica si è innescata però anche sul fatto che sia stato poi rimosso dal Ministro della Difesa Crosetto, e su questo insomma Crosetto non ha ricevuto proprio un'ampia solidarietà, diciamo, di parte del governo, della maggioranza. Su questo cosa dice? Lei andava rimosso? Ho letto che Vannacci ha detto che non è stato rimosso ma è stato avvicendato, e che nel gergo militare, sì, insomma nel lessico militare vogliano dire due cose completamente diverse. Il Ministro ha fatto la sua scelta, ha preso la sua decisione, ma come dimostrano le vendite di questo libro, non tutti la pensano così. Anche all'interno della maggioranza c'è un sano dibattito intorno alla libertà di stampa, intorno alla libertà di opinione e anche nel merito rispetto a quello che scrive Vannacci, e quindi cosa posso dire? Posso dire che le opinioni sono ampie e come sempre quando si guarda un film, si legge un libro, c'è a chi piace e c'è a chi non piace. Il Ministro ha deciso in questo modo, probabilmente pensava in questo così, comportandosi così, di tacitare le polemiche, di far finire nel giro di 12 ore la questione, invece siamo ancora qui che ne parliamo, quindi forse non è stato il modo più appropriato. Belloni. Andiamo per gradi. Intanto la mia solidarietà, anche non richiesta, ma insomma alla libraia di Castelfranco, alla signora Clara, che sta ricevendo appunto tutte queste chiamate ed è finita forse al centro di un ciclone anche più del dovuto, diciamo, perché non ha fatto nulla secondo me di male, se non altro dire che lei non metteva in vendita questo libro perché appunto non si riconosce. È su Amazon da un lato, ma dall'altro non si riconosce nel diritto all'odio, diciamo così, nel senso che è un libro che ha delle tesi che sono chiaramente che richiamano a un odio verso una categoria e a un pensiero che tra l'altro assolutamente contro a tutto quello che è scritto nella nostra Costituzione, quindi io penso che sia stata una libera scelta e poco cambia. Ecco, secondo me non sta in piedi il paragone col Mein Kampf, perché mi sembra che Vannacci cioè Hitler rispetto a Vannacci abbia avuto un ruolo storico, per quanto negativo, un po' diverso, ecco, quindi insomma Vannacci lo ricondurrei di più a uno sciroccato rispetto a Hitler, ecco, con tutto quello che ne consegue. Dopodiché per me un fatto è altrettanto importante, è che questo generale Vannacci ha scritto questo libro non in pensione, libero di non rappresentare più nessuno eccetera, ma è in carica un generale delle forze armate italiane che ricopre ruoli di assoluta responsabilità e di leader, era direttore dell'Istituto Geografico Militare. Insomma, io penso che servirebbe, ma come ha detto poi del resto anche il Ministro della Difesa, prima di scrivere certe, voglio essere cortese, corbellerie,
per non usare altro, servirebbe più cautela per chi rappresenta lo Stato. Io penso che anche Barbizan, se pensasse queste cose, non prenderebbe e scriverebbe un libro scrivendole, perché in questo momento della sua vita sta ricoprendo un ruolo, quello di assessore, che è chiamato a rappresentare tutti i cittadini, e dobbiamo farlo con una certa serietà. Ecco, il signor Vannacci, secondo me, poteva tranquillamente aspettare di non ricoprire un ruolo così delicato e fondamentale come quello di generale e di direttore di un istituto nazionale. Quindi ben venga quello che ha fatto Crosetto, che mi sembra sinceramente il minimo, tanto che Crosetto ha detto che si è comportato semplicemente come ministro. Però un'ultima considerazione, che mi sembra che tutta questa polemica, Salvini che cerca di coprire sia a destra, andare più a destra della Meloni per uscire da una situazione in cui in vista delle europee, insomma, i voti della sua forza sono un po' in calo, e quindi capisco tutte queste esigenze, però mi sembra che sia un'arma di distrazione di massa tutta questa vicenda, molto diciamo così fomentata dalle televisioni, dai giornali, però per distrarre il dibattito pubblico da dei temi molto importanti come quelli del caro vita, dell'inflazione, della benzina che arriva a 2 euro al litro, dei salari, della finanziaria che a breve sarà molto complessa da tenere in piedi e da riconfermare gli sgravi sugli stipendi, e quindi appunto tutta una serie di politiche, di scelte in materia di politica economica che non sono state prese o che non vengono prese da questo governo per aiutare le famiglie in crisi con il caro bollette, il caro affitto, con il caro energia, e quindi da questo punto di vista io penso che questa sia un'arma di distrazione di massa per parlare tanto di un problema quando in realtà non sussiste, nel senso che secondo me questo Vannacci è uno che ha scritto delle cose che sono assolutamente fuori da ogni ragione ed è stato prontamente messo da parte. Poi dopo quello che dice Salvini poco conta, perché nei fatti appunto Crosetto ha chiuso la vicenda in poco tempo, e le cose su cui questo governo invece è chiamato a riferire sono ben altre e ben più serie. Ecco, quindi io inviterei anche da parte dell'opinione pubblica di sollecitare delle risposte in questo senso. Allora, giriamo subito la domanda a Barbizan, e allora a questo punto, dopo però volevo chiedervi una cosa su Vannacci che va un po' al di là. Oggi sui giornali: Fitto, senza un accordo sul patto di stabilità l'Italia corre dei rischi, senza un accordo sulla riforma del patto di stabilità e crescita l'Italia rischia, ma intanto una boccata di ossigeno per il nostro paese potrà arrivare dalla flessibilità nell'uso dei fondi dell'Unione Europea. Una manovra che si sta strutturando con tanti ostacoli, come la vede lei intanto? Parlando proprio di cose concrete. No, ma parlando di cose concrete, infatti Salvini è intervenuto 3-4 giorni dopo l'esplosione del caso Vannacci, non mi pare che l'abbia tirata fuori lui, mi sembrava più concentrato su altro. È una manovra che, diciamo, come tutte le manovre, però mi spiace da un certo punto di vista prendere in prestito le parole del ministro Giorgetti, non è che ci sia mai stata una manovra in Italia che fosse facile da fare. Ecco, la prossima si appresta ad essere una manovra difficile da fare, esattamente come tante altre. Su quello che dice Fitto sono d'accordo, l'Europa deve capire la situazione nella quale siamo, deve capire che la sospensione del patto di stabilità forse è stato un bene e non è questo l'anno nel quale far tornare la cinghia intorno all'Italia e anche altri paesi che si trovano nelle situazioni più o meno tali che sono quelle dell'Italia intorno alla questione dei conti pubblici, ecco, che non sia proprio questo l'anno nel quale Lacci e Lacciuoli impediscono la crescita del PIL e dei paesi. Abbiamo il rallentamento della Germania, che non credo che sia diciamo colpa del governo italiano, sappiamo quanto il nostro export sia legato alla locomotiva tedesca, sappiamo quanti beni e servizi compriamo e interscambiamo con questa che è la più grande economia d'Europa, e questo ovviamente ci mette in una situazione di difficoltà, pur avendo una situazione al momento che può essere anche considerata migliore della Germania, ma vedremo per quanto, perché come dicevo, il rallentamento
rallentamento dell'economia tedesca poi si ripercuote dappertutto. Abbiamo una guerra in corso dove l'Unione Europea sta spendendo centinaia di milioni di euro e ha speso centinaia di milioni di euro in forniture, in aiuti all'Ucraina, dovuti e assolutamente non contestati, però sono risorse che poi alla fine non è che i soldi si stampano e si possono ridistribuire quelli che non ci sono. Se si sono prese determinate scelte, oggi si è chiamato anche a risponderne. Veniamo fuori dalla questione della pandemia, che pare comunque abbastanza, diciamo, come si può dire, non voglio poi dovermi rimangiare cose che ho detto, no. Però insomma, ecco, intravediamo il sereno, una questione abbastanza risolta, però la manovra sarà assolutamente difficile e sarà una manovra nella quale bisognerà scegliere di tutelare i redditi più bassi anche per le questioni del caro vita. Cioè abbiamo un'inflazione che sta rallentando, anche se non come ci si aspettava. Abbiamo una situazione dei mutui delle famiglie che sono esplosi, quelli a tasso variabile. Su questo bisogna intervenire, e le risorse in più che lo Stato ha avuto dall'aumento dei prezzi e conseguentemente dal gettito dell'IVA devono essere riversate su stipendi e salari di persone che sono a salario e a reddito fisso e che in questo momento hanno un'inflazione sul carrello della spesa che è il 10%. Pelloni. Sì, è chiaro che è tutto corretto, bisogna però anche giocare e vedere come l'Unione Europea, come un'alleata, come è stato fatto quando il governo presieduto da Giuseppe Conte, ma con anche il Partito Democratico, è andato a contrattare durante la pandemia i fondi tantissimi del PNRR. E allora se noi vediamo l'Unione Europea come un alleato e ci giochiamo lì un ruolo da protagonisti, allora io penso che la partita, anche in vista della finanziaria, ma anche in vista delle europee, allora sì, noi giocheremo un ruolo da protagonisti e avremo un margine di discussione con la Germania, con l'Unione Europea stessa per quanto riguarda il patto di stabilità. È chiaro che le politiche di austerità io penso che siano le più sbagliate possibili in momenti di difficoltà come questi. Però è chiaro anche che se l'Italia è l'unico paese a non sottoscrivere il MEF, il MES, a non richiederlo, ma neanche a sottoscriverlo, quindi stiamo bloccando, impantanando tutte le politiche dell'Unione Europea. Da questo punto di vista, allora se noi vogliamo essere un attore serio, io penso che veniamo trattati come attore serio. Se noi vogliamo essere i rompiscatole che chiamano l'Europa solo quando gli serve, allora io penso che non potremmo avere Francia e Germania come alleati, e quindi poi dopo è inutile che ci andiamo ad aspettare che i pianti del ministro Fitto abbiano un qualche peso politico all'interno dell'Unione Europea riguardo al patto di stabilità. Ecco, allora appunto io dico, comportiamoci in maniera seria per quello, quando noi siamo chiamati ad avere delle responsabilità, e poi aspettiamoci delle risposte serie quando l'Unione Europea è chiamata a delle risposte come sul patto di stabilità. Sul MES siamo l'unico paese che non ha ancora ratificato questo patto. Io penso che è una situazione che sta imbarazzando tutti. Giorgia Meloni ha fatto per anni campagna elettorale su questo tema, speculando su una cosa che in realtà non esiste, e quindi oggi non vuole sottoscriverlo per una mera questione elettorale, politica elettorale. Però dopo è chiaro che non si ottengono, non chiamiamo l'Unione Europea a risposte quando noi non le diamo a nostra volta, ecco, insomma, quindi cerchiamo di comportarci seriamente. Mi sembra che questo governo non lo stia facendo in sede europea. Barbizan, lei è assessore al bilancio, poi ne parliamo anche su Treviso, caliamo su Treviso. Insomma, di conti, sa di cosa parliamo quando parliamo di conti, di dover far quadrare i conti.
Su Repubblica leggiamo la scure sul mondo della scuola, una su tutte il mancato rinnovo del contratto. Quei 124 euro mensili lordi che il ministro Valditara ha faticosamente portato a casa per il triennio 2019-2021 non bastano più, c'è il rischio di un taglio, di tagli sulla scuola, su salari e studenti, insomma sarà l'autunno cosiddetto caldo. Dove si trovano, dove si potranno trovare quei soldi un po' per accontentare tutti i settori e dove bisognerà tagliare secondo lei? Beh, guardi, come dicevo prima, di autunno caldo ne sento parlare da quando andavo in terza elementare e quindi non mi spaventa la questione, anche se è da prendere assolutamente seriamente. Lo Stato attualmente, come dicevo, dall'aumento dei prezzi sta avendo dei riscontri in termini di gettiti IVA che sono importanti. Però è un'arma a doppio taglio, perché l'aumento dei prezzi ovviamente genera situazioni critiche per i cittadini. Esatto, e proprio per questo ciò che lo Stato sta incassando di più deve trovare il modo di rimetterlo nelle tasche dei cittadini, ed è una manovra questa virtuosa, perché mentre oggi quando si va al supermercato tutti pagano la stessa IVA, sia il plurimiliardario che il precario, la manovra dello Stato può essere prendere questo gettito e ridistribuirlo secondo quelli che sono i livelli di reddito delle pensioni, delle persone, scusatemi, anche con, mi venivano in mente, anche con riguardo a quelli che sono i pensionati. Quindi da qui bisogna prendere i soldi, e poi guardi, io sono la penso così da quando ho iniziato a fare politica. Credo che nel bilancio dello Stato sprechi e inefficienze in Italia ce ne siano a sufficienza, per cui ci siano delle sacche di resistenza di spesa pubblica che possono essere tagliate. Ovviamente è costoso, è doloroso, perché ovviamente non fa piacere a nessun governo andare a intervenire in situazioni che si sono come si può dire, ben gestite in tanti anni, ai danni però della finanza pubblica, ma questo bisogna farlo, e lo dico anche per salvare i bilanci dei comuni. Sull'Italia e sul Veneto cala anche un'altra questione, oltre ai temi che abbiamo trattato. Insomma, i rincari sono un po' uguali dappertutto, ed è quello dei migranti. Allora, Pelloni, abbiamo assistito in questi giorni ai primi arrivi in Veneto, situazioni un po' di dibattito anche nella Marca trevigiana, dove sappiamo la presenza paradossalmente dei due hub, diciamo a Oderzo e a Treviso, consente di gestire ancora il problema, però non si sa fino a quando, e c'è un dibattito grosso all'interno anche del centrodestra e della Lega in particolare. Voi come la vedete? Che mi sembra che sia un problema serio, però non possiamo più chiamarlo emergenza, dobbiamo comportarci anche qui come amministratori seri. E allora, se su questo si è scelto per mera speculazione politica negli scorsi anni di non voler risolvere questo problema, ma con il decreto Salvini 2 o 3 anni fa si è smantellata tutta l'infrastruttura dell'accoglienza diffusa nei territori, ma poi dopo i sindaci leghisti hanno fatto le barricate. Lo stesso Conte, quando era all'opposizione, faceva le barricate per l'accoglienza diffusa. Allora è chiaro che si sceglie di non risolvere un problema, di non mettersi insieme a risolvere un problema, ma aspettare che il problema passi da solo. Quando purtroppo, ce lo dicono tutti i flussi demografici, è un problema questo dei migranti e dell'arrivo nelle coste italiane, che sarà un problema per i prossimi decenni, e quindi o noi decidiamo di costruire un percorso di accoglienza serio che possa anche portare ricchezza nel nostro territorio, per cui queste persone che sono ragazzi, che sono giovani, vengono integrati, gli viene insegnato un lavoro, la lingua, il lavoro, e poi vengono accolti, oppure noi li terremo in grandi casermoni, in tendopoli, e li terremo in situazioni che poi dopo generano
vuoi non vuoi, illegalità, insicurezza nei territori. Andate a chiederlo a quelli che stanno davanti al più grande hub del Veneto, che è la caserma Serena, che appunto è chiaro non si sentono sicuri, ma non c'è nulla di male purtroppo, perché un raggruppamento così importante di persone genera sempre un malessere, un'insicurezza nel territorio. Il problema va gestito in maniera diversa. Conte adesso si trova a gestire il problema da sindaco e quindi è chiamato anche a risolvere i problemi e non solo a denunciarli e specularci, e quindi ha cambiato radicalmente posizione. Ben venga la posizione di Conte, però si trova a predicare nel deserto con i suoi sindaci e con il segretario provinciale della Lega, che ha già detto che l'accoglienza diffusa non si fa. Come si fa a risolvere questo problema? Allora ce lo dicano i leghisti cosa hanno intenzione di fare. Hanno intenzione di fare le caserme, le tendopoli, ne prendiamo atto, però così, e lo dicono anche gli industriali mi sembra, così non si risolve il problema. Il problema si risolve avviando dei percorsi che siano più veloci, di accoglienza, di redistribuzione, perché solo una volta che è venuta l'accoglienza si possono ridistribuire in tutti i paesi d'Europa. E si faccia questo. Poi dopo, se la Meloni non riesce a modificare il Trattato di Dublino, che è quello che obbliga l'Italia a effettuare i riconoscimenti qui in Italia, perché i suoi alleati, Ungheria, Polonia, sono assolutamente contrari, allora è chiaro che si torna al problema di prima. Questo governo con chi decide di parlare in Europa per affrontare le grandi scelte di politiche? Decide di parlare con una minoranza che è assolutamente isolata, e allora da questo punto di vista è chiaro che non raccogliamo dei risultati in sede europea. Per quello che riguarda qui oggi, io penso che la situazione stia diventando insostenibile, che chieda una soluzione. La soluzione non può essere altro che l'accoglienza diffusa nel nostro territorio, sgravando, lo dico subito, sgravando i costi dalle amministrazioni locali che hanno poco personale, hanno pochi soldi e non sono in grado di sostenere un problema così difficile. Da questo punto di vista le prefetture devono fare di più, però per fare di più serve almeno la disponibilità dei sindaci a parlare. Da questo punto di vista mi sembra che questa disponibilità non ci sia, però il problema è nato quando il decreto Salvini, ministro dell'interno, qualche governo fa, con i decreti di sicurezza ha smantellato l'impianto dell'accoglienza diffusa nei nostri territori, che già era poco, era scarso in Veneto, appunto perché i sindaci leghisti non hanno mai voluto sentirne. Adesso vediamo cosa ottengono, però il problema è che qua o ci mettiamo tutti con serietà a provare a risolvere il problema, oppure lo subiamo, però queste persone arriveranno, non è che con le barricate si fermano. Barbisano. Guardi, io mi ricordo che quando Matteo Salvini era ministro dell'interno gli arrivi in Italia erano crollati del 90%, soprattutto i morti in mare erano ridotti drasticamente, e alla caserma Serena si contavano 100 o 150 persone, non le 300, 400, 500, 800 a cui siamo arrivati. Quindi, no, esatto, no, ma io dico, guardi, io sono della Lega, e ricordo a chi ci sta ascoltando che quando Matteo Salvini era ministro degli interni queste situazioni c'erano, ma in misura assolutamente ridotta. Sì, ma non e erano minore, legate a punto. Salvini, No, non era stato bravo lui. In Tunisia non c'era la guerra civile che c'è adesso. Perché in Libia gli sbarchi oggi partono dalla Tunisia, perché c'è una situazione di instabilità politica, cioè è una situazione... Va bene, allora vuoi dirmi che tutto il mondo non riesce a stabilizzare la Tunisia se interessasse a Merkel, Sanchez e a tutti i governanti di sinistra d'Europa? Dopo voglio sapere sull'accoglienza diffusa i sindaci di sinistra della provincia di Treviso o del Veneto quanti profughi vogliono prendere, perché sappiamo che i sindaci della Lega hanno detto di no, però non mi è giunta notizia
notizia che i sindaci di sinistra della provincia di Treviso abbiano alzato la mano dicendo no, guardate, ma io ne prendo 15, io ne prendo 10, io ne prendo 18, non sono pervenuti nemmeno i sindaci di sinistra, perché in realtà sul loro territorio persone di cui non si conosce la provenienza, l'età, l'identità, i dati anagrafici, nessuno li vuole. E perché quei percorsi di cui tu parlavi, giusti e corretti di integrazione, non sono possibili e non si possono fare con persone che non avranno nell'88% dei casi titolo per rimanere in Italia, perché insegnare un lavoro, trovare una casa, insegnare una lingua, integrare queste persone per poi scoprire che dopo non hanno titolo di rifugiato ma sono migranti economici che devono per tutte le leggi del mondo tornare a casa loro, sarebbe un dispendio di soldi, di forze che lo Stato non può. Abbiamo aumentato il decreto flussi come mai non è stato fatto negli ultimi anni, decreto flussi di gente regolare che parte con documenti a posto, che utilizza e può utilizzare le nostre ambasciate nei loro stati per avere la consulenza per venire qua, con le associazioni di categoria, gli industriali che cercano determinati profili e per cui determinate persone possono venire, che possono avere il ricongiungimento familiare, perché non mi direte mica che è normale che gente di 30 e 40 anni non abbia una famiglia. Allora questa è l'integrazione che noi vogliamo, questa è la immigrazione di cui abbiamo necessità. Tutto il resto è impossibile, se non inutile, dannoso, pernicioso per i territori e per lo Stato. Non possiamo mettere in piedi politiche di integrazione per 100 persone che scopriamo dopo 6 mesi che solo 11 di loro hanno diritto a stare qui, anzi, e poi questo era prima e lo è ancora oggi. Oggi una persona che diventa profugo, che ha lo status di profugo e quindi la tutela diplomatica per poter stare qui, avere titolo, per questi non esiste niente, neanche per questi, e noi dovremmo fare i corsi di integrazione per quelli che non sappiamo neanche se tra 6 mesi devono stare qua oppure avranno il foglio di espulsione. Capite che questa cosa deve assolutamente finire, cessare ab origine e non essere gestita sul territorio italiano. E poi non ci trovo nulla di male se altri stati d'Europa non vogliono rivedere il Trattato di Dublino, perché se io fossi polacco, ungherese, austriaco o sloveno, direi che a governare le proprie frontiere ci deve pensare l'Italia e casomai io posso aiutare l'Italia a tutelare le proprie frontiere, ma se certe frontiere sono diventate un colabrodo non è che io mi debbo accollare le incapacità di altri. Allora, pubblicità velocissimo, poi chiudiamo sui migranti perché voglio parlare anche del polo Amazon. Allora, velocissimamente la pubblicità. Rieccoci in diretta, gli ultimi 10 minuti con Riccardo Barbisani e Stefano Pallone. Allora caliamo proprio su Treviso, leggiamo oggi sul Gazzettino il polo Amazon alle Stiori, il mini polo realizzato nell'ex area Scardellato non aprirà più. Il colosso del commercio online lo ha ufficialmente comunicato a Cassugana annunciando l'intenzione di vendere tutto. Allora Amazon dice addio a Treviso, come commentate questa vicenda e qual è lo scenario futuro allora? Ma all'epoca ci furono polemiche perché Amazon veniva a Treviso, adesso ci sono polemiche perché Amazon non sta più a Treviso, basta che ci mettiamo d'accordo. Amazon è uno dei più grandi player internazionali, è un'azienda privata che fa i propri investimenti, l'area non era del comune, non abbiamo dovuto fare nessun atto in consiglio comunale e credo neanche in giunta per la ristrutturazione di quella che era un'area dismessa, un buco nero da tanti anni, e quindi non riesco a capire cosa dovrei dire, nel senso, no, perché se uno mette in piedi un negozio poi decide di non aprirlo più... Come commentate comunque questa cosa? C'è il rischio che ci sia una cattedrale del deserto lì? Ma allora, da quello che vedo da fuori io, perché non sono mai entrato, ho visto una riqualificazione dell'area assolutamente importante che ha fatto bene anche alla città. Che però adesso rimane vuota, diciamo.
Sì, beh, guardi che prima era vuota, è stata vuota per 30 anni ed era anche brutta da vedere, almeno adesso è bella da vedere, rimarrà vuota, non credo che Amazon avrà problemi a vendere l'immobile, il capannone, insomma, chiamiamolo, sono circa 5.000 metri quadri se non vado, o 3.500 adesso se non vado errato. Però sta tutto nelle logiche industriali e imprenditoriali di questo grande player della distribuzione. Noi come comune non potevamo né dire di no all'epoca, se non facendo delle moral suasion sull'utilizzo di materiali ecocompatibili, sulla sostenibilità eccetera, ma solo a livello di moral suasion. E se oggi non vogliono aprire, cosa gli diciamo? No, dovete aprire lo stesso, perché io posso venire a casa sua e dirle che deve aprire un negozio di mutande in piazza? No, allora se vuole uno lo fa, se non vuole non lo fa. Pelloni. Sì, io penso che questo fatto dica tanto di come è utilizzato il territorio veneto da questi grandi operatori, insomma, in maniera del tutto poco produttiva e casuale. È da anni che si sta parlando di un polo fra Quarto d'Altino, Roncade, sempre di Amazon. Hanno aperto questo piccolo polo, l'hanno aperto senza minimo confronto anche con le amministrazioni, i cittadini che erano preoccupati per l'incremento di traffico che avrebbe potuto avere, le ricadute che avrebbe potuto avere, posizionare. E comunque è un polo logistico che, se non sarà Amazon ma sarà un altro player della logistica, comunque avrà delle ricadute dal punto di vista della viabilità in un'area già molto critica, quella di San Giuseppe delle Stiorre. Allora c'è un tema, io mi ricordo in pompa magna gli annunci della riqualificazione, cominceremo, assumeremo un sacco di persone, faremo un sacco di iniziative per la città, a beneficio della città, personale a tempo indeterminato, insomma tantissimi annunci, tantissime belle parole, tantissime promesse che poi dopo in un colpo d'ala si sono perse. E allora questo mi fa insospettire soprattutto per il polo di Roncade, che penso che sia una cosa ben più importante, dell'affidabilità di questi player che trattano le amministrazioni locali, trattano il territorio in cui arrivano come dei giocattolini, aprono una cosa, la chiudono, cementificano, poi dopo se ne vanno, poi vendono, promettono e non rispettano. Allora io penso che le amministrazioni locali farebbero bene a non affidarsi mani e piedi a questi player, queste società, e ad esempio per quello che riguarda Roncade, prima di consumare tantissimo suolo lungo la Treviso Mare, attualmente vergine, area verde, prima di cementificare, guardarsi bene sulla affidabilità di queste società, che per quanto grandi appunto trattano in maniera del tutto arrogante le amministrazioni con cui si affidano, insomma. Su San Giuseppe non c'è molto da dire, se non che appunto ha ragione l'assessore Barbisan, nel senso che era un'area privata, l'ha comprata Amazon, ha fatto quello che doveva fare. Già impermeabilizzata. Sì, era un'area. Non abbiamo concesso un metro cubo in più, se no anche tu in Consiglio Comunale avresti votato a favore o contro. No, non è un atto che è passato dal Consiglio Comunale, loro hanno comprato un'area privata già industrializzata, in abbandono, l'hanno riqualificata e poi se ne sono andati senza mai aprirlo un giorno. E quindi dal punto di vista di Treviso, diciamo così, se non la preoccupazione per la viabilità che rimane, perché quel polo, se non sarà utilizzato da Amazon, sarà utilizzato da un altro, nulla da dire. Per quello che sono preoccupato è sull'affidabilità di queste grandi società, per ad esempio Roncade, perché
è evidente che queste società, quando fanno delle promesse, poi non le mantengono e fanno assolutamente quello che vogliono, e quindi da questo punto di vista io inviterei le amministrazioni locali che si trovano a intavolare dei discorsi, e lì si possono contrattare con queste società, a essere molto prudenti. Molto prudenti. Dice insomma Pelloni, la cartina di tornasole di un sistema, diciamo, di questi grandi colossi che sfruttano un po' il territorio un po' come vogliono. È il classico caso di quando l'economia diventa più importante della politica. Purtroppo in questi casi è plastico sotto gli occhi di tutti, grandissimi interessi, grandissimi gruppi che possono permettersi consulenze milionarie, che possono permettersi di aspettare tutti i gradi di giudizio che ci saranno, tanto possono pagare qualunque avvocato, e che hanno insomma a disposizione ingenti somme, si trovano in una posizione dominante anche nei confronti delle amministrazioni, posto che appunto il caso di Treviso è del tutto diverso da quello di Roncade o di Casale sul Sile, l'altro luogo dove si parla di un possibile ingresso di Amazon o di un player simile. Lì parliamo di sventrare campagne, e a Treviso invece era una cosa diversa. Visto che ci sono, glielo chiedo, ma anche se forse è un po' presto, sapete se c'è qualche altro interessato a quell'area in questo momento? Che io sappia no. Anche perché non rileva, cioè, nel mio assessorato non rileva, non è patrimonio del comune. No. Okay, quindi staremo a vedere insomma chi potrà utilizzare quel polo, insomma perfetto, finito, ma di fatto lasciato così. Resta un rammarico sicuramente, perché le promesse erano state tante e oggi c'è un nuovo vuoto, solo più carino, ma ancora un vuoto all'interno della città di Treviso. Quindi non è stata è stata un po' una sorpresa l'annuncio, oppure ve lo aspettavate? Beh sì, anche perché vi ricorderete, c'è chi passa per di là, per il cavalcaferrovia di San Giuseppe, avrà visto in che velocità sono stati fatti i lavori dall'annuncio ad oggi, no? Vi ricorderete, cioè di solito qualunque altra opera pubblica, anche privata, viaggia un po' più lentamente. Sembrava che ci fosse un interesse pazzesco ad avere quella piattaforma logistica in comune Treviso, e quindi tutti eravamo anche così, si diceva no, ti arriveranno le cose a casa che le ordini alle 10 della mattina, ti arrivano a 12:45. Questo poteva essere, per chi utilizza quelle piattaforme, il beneficio, e poi si parlava di occupazione, invece non si parla più di niente. Allora, siamo in chiusura, ringrazio Stefano Pelloni, ringrazio Riccardo Barbisan, il meteo e come sempre il film. Se io vi dico Gary Cooper e Ingrid Bergman, cosa vi viene in mente? Guardi, io... Per chi suona la campana, subito dopo di noi un classico del 1943. Mi trovo impreparato. Di Vedo Sam già Wood. talmente tanti film senza dover accendere perché suona la campana. Quindi insomma, per chi suona la campana, 1943, Gary Cooper e Ingrid Bergman, subito dopo il meteo e la pubblicità. Stasera con i nostri telegiornali, arrivederci. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama allo 0422 320605. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Benvenuti al meteo. L'anticiclone africano arroventa il nostro territorio. Sempre bel tempo e caldo, con una lieve instabilità sull'arco alpino. Il dettaglio di mercoledì 23 agosto. Sul Veneto tanto sole, con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Da segnalare soltanto una maggiore nuvolosità pomeridiana sulle Dolomiti, anche con qualche breve temporale. Temperature pressoché stazionarie e sempre bollenti, minime fino a 26 gradi, massime con punte di 37 gradi e clima molto afoso. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà soleggiato con cielo limpido. Nel pomeriggio non si esclude la formazione di qualche isolato rovescio sulla zona montana. Temperature minime tra 22 e 25 gradi, massime sui 36-37 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con qualche disturbo pomeridiano sui settori settentrionali. Temperature minime intorno ai 20-21 gradi, massime sui 36-38 gradi.
Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in nostra compagnia. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605 Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.